La seconda edizione della Festa dell'Identità mi è sembrata ancora più importante della prima, come è giusto che sia, perché ci ha messo davanti ai canti in sardo, a questo cantare che è diverso in tutta la Sardegna ma che è uguale nello spirito e nelle finalità. È importante perché, anche perché con la discussione che c'è sulla lingua sarda, se deve essere una, se deve essere più di una, e la lingua sarda sarà anche una, di sicuro è una, però ogni paese ha la sua parlata, ha i suoi vocaboli, ogni vocabolo rappresenta un pezzo di vita, una parola che fa ricordare delle cose vissute o sentite raccontare. Quindi poi cantando con le parole sarde in metrica, in rima, con tutto un criterio, con delle regole precise e fisse, per me oggi è stata una giornata di didattica proprio. Ho imparato qualcosa che non sapevo e ascoltandola ti ci immergi in questo parlare cantando dove ogni piccola zona della Sardegna si mette a confronto con un'altra e si rispondono e vanno avanti insieme ed è una cosa che fa proprio sobbalzare le piazze, quando poi uno ascoltando i canti si mette anche a ballare ed è un'espressione questa di identità davvero e che sarebbe un peccato mortale non trasmettere a queste nuove generazioni che sembra che non apprezzino e invece si ascoltano anche solo una volta. Ho visto stamattina che comunque un gruppo di ragazzi presenti era abbastanza coinvolto emotivamente e il coinvolgimento emotivo è proprio la molla per porsi l'obiettivo di imparare anche questa parte di conoscere, quindi impararla in modo da poterla trasmettere, questa parte di Sardegna che finora poteva essere per loro sconosciuta.